Questa mattina una fitta nebbia avvolgeva il veneziano, tanto che probabilmente è stata la causa di un incidente tra un vaporetto e un ferrybot nei pressi del Tronchetto a Venezia. La nave traghetto nello scontro non ha subito alcun danno, mentre un passeggero del vaporetto Corsa 23 è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso a titolo precauzionale. Il vaporetto ha subito alcuni danni alle sovrastrutture, ma lo scafo è rimasto integro ed è ora a disposizione entrambi i battelli delle autorità competenti per verificare la dinamica del sinistro. Nei giorni scorsi una lancia è invece finita addosso a un vaporetto di linea. Incidente ripreso è diventato un video virale, in quel caso nessun ferito.